Vice Governatore Riccardi, un'occasione importante per ricordare la figura del Presidente Biasutti a 10 anni dalla scomparsa. Sì, è stata un'occasione importante, c'è stata una partecipazione non solo numerosa ma anche molto intensa. L'intitolazione di questa sala funzionale al Presidente Biasutti gli rende il ricordo che gli è dovuto per quello che è stato per questa terra. Un testimone importante, un protagonista della vita politica che ha consentito a questa regione di avere un grande sviluppo economico e sociale. Cosa si è lasciato nella pratica anche oggi? Che lezione ci dà Adriano Biasutti? Beh, Adriano Biasutti ce ne dà tante di lezioni, e ripercorrendo un po' tutti i temi sui quali si è cimentato, ci lascia ancora davanti a noi la necessità di una declinazione alle sue scelte. Parliamo di infrastrutture, parliamo di ambiente, parliamo di sanità, parliamo di sociale, parliamo di economia, tutte cose, tutte scelte che oggi lasciano alla Regione strumenti e condizioni sulle quali oggi c'è la necessità di fare un ulteriore passo in avanti. E soprattutto un'altra cosa, che la politica non è una cosa che capita per caso, e che è figlia di un lavoro e di una competenza e di una selezione molto rigorosa della classe dirigente. Io credo che questa sia la lezione più importante. Nessuno si può improvvisare a fare un lavoro così importante, lui ce l'ha insegnato con la sua carriera, e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo portano con sé questo ricordo sicuramente straordinario ed importante.